Io adesso mi taccio e cedo la parola a Ignazio Corrao. Bene, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie mille al presidente di ARD, Davide Riotta, per appunto l'invito e per l'organizzazione di questa serie di eventi, che secondo me è veramente una gran cosa. Avete un gran coraggio ed è sicuramente encomiabile il fatto che riuscite a fare così tanti eventi coinvolgendo così tante parti su un tema tanto delicato, tanto importante, ma anche tanto lasciato in secondo piano, perché è oggettivamente difficile da spiegare anche ai colleghi, no, che hanno la possibilità comunque di studiare, di valorizzare, di conservare le loro lingue regionali. Faccio spesso l'esempio dei miei colleghi catalani, dei miei colleghi galleghi o andalusi, ma anche corsi o di altre regioni e di altre zone d'Europa, che la nostra lingua, il siciliano, purtroppo, dico purtroppo, oltre a non avere nessun tipo di tutela dal punto di vista nazionale, quindi dal punto di vista istituzionale italiano, non ha neanche nessun reale percorso dal punto di vista regionale siciliano. Cioè, questa è la cosa più strana, perché che ci sia un contrasto con diciamo, la nazione, con lo Stato, con una volontà politica nazionale di reprimere le lingue regionali, quello sarebbe più o meno comprensibile. La cosa più strana dal punto di vista siciliano è che la regione siciliana, quindi le autorità siciliane, i rappresentanti della Sicilia non si sono mai particolarmente spesi, se non addirittura proprio per nulla, per cercare appunto di tutelare in qualche modo, di avviare un percorso di tutela di quella che è la propria lingua, che, ripeto, la lingua non è soltanto un mezzo di comunicazione, è anche un mezzo di conservazione della propria tradizione, della propria cultura e della propria storia, perché noi abbiamo un problema interconnesso, cioè i siciliani non conoscono la storia della Sicilia, o perlomeno, almeno nella mia esperienza di rappresentante dei siciliani, posso dire che soltanto una piccola parte o una nicchia di persone particolarmente interessate, amanti della materia, si interessano alla storia siciliana. La gran parte dei siciliani si sono abituati a pensare che la Sicilia sia semplicemente una regione periferica della nazione italiana, che probabilmente sia stata sempre così, cosa che non è assolutamente vera, e che vive insieme alle altre regioni del sud Italia i problemi del mezzogiorno, in cui diciamo mentalmente Sicilia, Basilicata, Molise, fino all'Abruzzo, la Calabria, compresa la Sardegna, che è un'altra storia a parte, sono semplicemente le regioni sottosviluppate di una nazione che oggi ha pure i suoi grandi problemi sul piano internazionale ed europeo. Questa cosa qui, quindi la tutela della lingua, quindi il fatto di rimettere la lingua, almeno come idea o come percorso, al centro di un piano di studi, significa accompagnare anche con la conoscenza su quella che è la storia della Sicilia e l'incredibile ricchezza e varietà di eventi e cose che sono successe appunto in questa isola, che è strategicamente fondamentale appunto nella storia del Mediterraneo e quindi di conseguenza anche nella storia d'Europa. Quindi la vera questione qui è iniziare un percorso con grande ritardo, perché facendo il paragone con la nostra diciamo isola gemella per dimensioni, ma con una storia completamente diversa, io sono stato eletto nella circoscrizione Sicilia-Sardegna, mia moglie peraltro è sarda, quindi comunque in qualche modo con la Sardegna ho un rapporto che va avanti da anni. Io ho sempre notato come i sardi hanno un atteggiamento di difesa della propria lingua e
e della propria cultura molto diverso rispetto ai siciliani. Ora io non so se questo derivi da dimensioni numeriche o sul fatto che la Sardegna sia più isolata rispetto alla Sicilia proprio dal punto di vista geografico, essendo soltanto pochi chilometri che separano Messina da Villa San Giovanni e quindi dall'Italia continentale e dal resto appunto del continente. Però fatto sta che ad esempio la tutela della lingua sarda è un qualcosa che esiste, che è riconosciuta anche dalle istituzioni italiane. Però di questo sicuramente parlerà Aurelio Latorre successivamente, sulla diversità appunto di tutela che c'è tra le regioni a statuto speciale italiano, ma io questa differenza l'ho sempre denotata. Dicevo l'altra volta quando ci siamo visti a Messina nell'incontro come ho assistito personalmente ad un discorso di introduzione del presidente della regione Sardegna fatto interamente in sardo, che poi ricordo comunque il sardo non è una lingua unitaria, cioè il sardo si parla con diciamo diverse varianti nelle diverse zone della Sardegna, eppure hanno una sorta di diciamo di struttura di lingua considerata unica, che il presidente eletto nel discorso introduttivo nel Consiglio regionale sardo ha utilizzato in un discorso di 30-40 minuti. Ora, se voi immaginate un presidente della regione siciliana che fa un discorso in siciliano all'assemblea regionale siciliana, cioè sembra qualcosa di totalmente impensabile. Perché? Perché il siciliano è considerato anche diciamo mentalmente non soltanto dalla classe dirigente o dalla classe politica, ma dal popolo siciliano come una lingua da popolino, no? Da quella che si può parlare nel mercato o nelle classi sociali diciamo più disagiate o nelle parti della società meno alfabetizzate. Cioè questo è quello che diciamo è emerso, la struttura con cui c'è il modo in cui il siciliano è trattato, è stato trattato negli ultimi decenni. Per fortuna e poi ovviamente è sempre stata tutta la questione ancora peggiore del collegamento con lo stigma mafioso, cioè che se parlavi siciliano eri automaticamente associato non soltanto a poca alfabetizzazione, ma anche a legami con ambienti criminali, perché diciamo così è stato venduto, no? Che nella grande comunicazione mediatica dei film mafiosi o di tutto quel tipo di comunicazione lì, la lingua siciliana è sempre stata legata a quegli ambienti. Per fortuna io noto che qualcosa, penso che tutti possiamo diciamo affermare con delle prove abbastanza pacifiche, che negli ultimi anni, nell'ultima quindicina, ventina d'anni qualcosa è cambiato, e nell'ultimo periodo questa cosa sta prendendo piede, in cui ci si distacca sempre di più da quel legame con lo stigma mafioso, con l'associazione con il siciliano, con gli ambienti criminali o gli ambienti più analfabetizzati, e si cerca di utilizzare soprattutto nelle arti, noto nei film, nelle serie TV, nella musica, in varie forme di espressione dell'arte, diciamo una riscoperta della lingua siciliana, che è una lingua piena di poesia, di cultura, di modi di dire che poi sono completamente intraducibili e che si rischiano di perdere, una voglia da parte della popolazione sana siciliana, che è la stragrande maggioranza, di ritornare a usare, a valorizzare la lingua, il che non significa abbandonare la conoscenza dell'italiano, ma significa aggiungere la ricchezza di essere bilingue naturali, quindi di poter parlare sin dalla nascita entrambe le lingue e poi aggiungerne altre. A me piacerebbe fare un discorso strutturato in siciliano anche in questa sede, però il problema è che non essendo mai stato educato a farlo, quindi non avendo mai avuto la possibilità di studiarlo, di essere alfabetizzato, tra virgolette, in siciliano, uno ha sempre la difficoltà o la sensazione di non saper parlare bene, anche se lo capiamo, lo parliamo per strada, lo comprendiamo in tutte le sue diverse sfaccettature, perché ovviamente il siciliano cambia da zona a zona della Sicilia, non ci sentiamo
probabilmente ancora pronti per utilizzarlo. Allora, riuscire a fare questo percorso con questi eventi come quelli che state organizzando, che sono assolutamente delle straordinarie forme per cercare di sviluppare appunto questa strada, ed altri che ne verranno, significa poter garantire a chi ha qualche anno in meno la possibilità di crescere con la consapevolezza che quello è un elemento di ricchezza. Il fatto che mia mamma, che per esempio appartiene ad una minoranza linguistica riconosciuta, la sua prima lingua è l'Arbresh, che è una lingua parlata, l'Arbresh è la lingua parlata da chi è arrivato dall'Albania 500 anni fa, appunto scappando dall'invasione ottomana in quella zona d'Europa. Loro per 500 anni hanno mantenuto la loro lingua, e la prima lingua di mia mamma è ancora l'Arbresh, nonostante ovviamente parli perfettamente in italiano. Ma per noi questa cosa non esiste, quindi riuscire a riconoscere il fatto di poter essere bilingue, il fatto che il siciliano sia un'altra lingua da accompagnare, secondo me è uno straordinario elemento di ricchezza su cui dobbiamo lavorare. Quindi l'obiettivo di questo e dei prossimi eventi, come quello di Bruxelles che citavi, Davide, è proprio questo: mettere intorno al tavolo tutte le persone che in qualche modo, dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista culturale, dal punto di vista associazionistico, cercano di, appunto, si battono per la tutela e la lo sviluppo della lingua, per fare in modo che questa cosa diventi fruibile per tutti i siciliani, quindi i milioni di siciliani che vivono in Sicilia e i milioni di siciliani anche di seconda e terza generazione che sono sparsi per il mondo. E lì vedo con il tuo Panzerella che alle 3 di notte non sarà semplice per te star sveglio, ma capisco che la situazione è grande. Grazie a te, Ignazio. Mi viene voglia di chiederti di farti una domanda. Ti è capitato, ti hanno mai fatto l'obiezione: ma con tanti problemi che ci sono nel nostro pianeta, i vari conflitti, ce ne sono, voglio dire, di tragedie nel nostro pianeta, ma come mai ci impegniamo su questo tema che non è così fondamentale? Io alcune risposte le ho date, però mi piacerebbe ascoltare la tua risposta. Cioè, cosa rispondi a chi magari fa l'obiezione: impegniamoci su altro? Ma guarda, nella mia esperienza ormai quasi decennale, su qualsiasi argomento è sempre così, perché ovviamente c'è sempre una scala, ognuno ha la sua scala di valori. È ovvio che ci sono argomenti che sono ritenuti più importanti rispetto ad altri, ma il tema è che non è perché, cioè, se ci si occupa appunto di una risoluzione di un conflitto o di un tema economico fondamentale, non è che si può lasciare, ad esempio, perdere l'istruzione primaria, o lasciare perdere gli ospedali, o lasciare perdere le strade perché ci sono altre priorità. Diciamo, la politica deve occuparsi di un insieme molto vasto di cose. La tutela della propria lingua, della propria tradizione, la possibilità di poterla tramandare, perché noi oggi siamo in un momento storico in cui rischiamo di perdere molto del nostro patrimonio linguistico. Cioè, il siciliano che parlavano i nostri nonni, o comunque delle generazioni precedenti, è un siciliano molto più ricco rispetto a quello che viene parlato oggi dalle nuove generazioni, anche quelle che lo utilizzano come prima lingua, perché è chiaro che modi di dire, termini che magari sono legati pure ad elementi della società che sono cambiati e che non si sono aggiornati, perché la lingua è stata in qualche modo affiancata e sostituita da un'altra imposta come unica, che è l'italiano. E allora, se non si corre per cercare appunto di tutelarlo quel patrimonio, si rischia di perderlo. Quindi io ritengo che sia assolutamente una priorità. Se fossi nella condizione che io rappresento i siciliani ma al Parlamento europeo, dove non ho i mezzi per diciamo lavorare
per una tutela strutturata della lingua e della cultura siciliana, ma la regione siciliana, che comunque è una regione a statuto speciale, eredita quello che è stato un regno per 700 anni e poi antecedentemente ha avuto altre forme appunto di autonomia molto importanti. Secondo me ha l'obbligo di mettere in campo tutti i mezzi possibili per poi andarsi a battere anche a Roma con le istituzioni nazionali per quel tipo di tutela. Cioè, lì è il tema, e se la regione non lo fa, allora qualcun altro che ha la possibilità di coinvolgere le persone, come state facendo voi e come faccio io nel mio piccolo, come fanno tanti altri, abbiamo tutti l'obbligo di cercare di mettere pressione affinché ciò avvenga. Questa è diciamo la risposta. Grazie Ignazio, grazie. E allora